Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, ultimo appuntamento della settimana, anche oggi come al solito un paio di ospiti, due argomenti. Iniziamo con un argomento che riguarda l'alimentazione. Parliamo di carne rossa e lo facciamo con Giuseppe Borin che è direttore della Zove. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Innanzitutto che cos'è la Zove? Tanto per capire. Zove è un'organizzazione produttori, è l'unica organizzazione produttori riconosciuta in Regione Veneto, ha una storia che oramai sfiora i 40 anni perché l'atto costitutivo è del 1973, è presente su tutte le province della Regione del Veneto ed è una organizzazione che segue tutte le fasi della filiera per la produzione della carne bovina. Quindi raccogliete tutti i produttori di carne. Qual è l'efficacia della vostra associazione? A parte il riconoscimento appunto della filiera certificata, no? Esatto. Perché vi siete, è nata questa associazione che riunisce i produttori? Qual è l'efficacia, l'importanza? Noi siamo estremamente convinti, ma non solo noi, credo sia oramai e soprattutto oggi parlando di economia uno degli elementi più importanti. I produttori agricoli da soli riescono a fare per quello che rappresenta la loro singola azienda. Però noi oggi siamo costretti a confrontarci con un mercato sempre più globalizzato. Globalizzazione vuol dire poter competere anche con altri mercati, con altre produzioni e per far questo, secondo noi, è fondamentale la dimensione dell'azienda. Quindi il fatto che nel caso nostro 150 e più aziende agro-zootecniche si siano associate per costituire Azove è un elemento che ci consente di avere dimensioni più importanti. Avendo dimensioni più importanti e siamo ancora orientati verso la crescita, stiamo cercando di convincere, di parlare con gli allevatori perché comprendano l'importanza di questa mettersi assieme. Dicevo che le dimensioni aziendali consentono di avere maggiori marginalità, maggiori risorse, maggiore struttura e tutto questo ci consente di guardare al futuro in termini di innovazione di prodotto, innovazione di processo. Voi potete fare le strategie, no? Esattamente, cioè diventa un prolungamento, un laboratorio, un prolungamento dell'attività imprenditoriale del singolo allevatore, perché non è pensabile che il singolo allevatore possa gestire la sua attività o il prodotto, mentre invece organizzato in cooperativa come lo siamo noi, il singolo produttore attraverso la sua cooperativa è in grado di dire ma vado a gestire la macellazione, vado a gestire la commercializzazione del prodotto, ma vado a gestire anche tutte le fasi a monte e quindi posso fare delle economie di scala, perché ad esempio noi andiamo ad acquistare i bovini da ristallo, cioè i giovani vitelli, sulle più significative zone di produzione, ad esempio la Francia, dove c'è una vocazione per la produzione di vitelli con caratteristiche orientate alla carne, però poi seguiamo la formulazione dei mangimi, acquistiamo i prodotti alimentari che il singolo socio non riesce a produrre nella sua azienda, forniamo un servizio di assistenza tecnica specialistica con medici veterinari e zootecnici che seguono tutte le fasi dell'allevamento. Tutto questo è un qualcosa che nell'organizzazione si riesce a fare a costi interessanti per il produttore e soprattutto per garantire le caratteristiche qualitative del prodotto. Lei ha subito esposto quali sono insomma, le opportunità che offrite ai produttori di carne bovina, sì, che lei chiama allevatori, però sono produttori di carne bovina. Certo. Facendo un passo indietro, lei ha parlato e diceva Zove è l'associazione insomma, che si occupa anche di andare ad acquistare i vitellini per sì, poi portarli in Italia che siano allevati. Sì. Ora io mi metto dalla parte anche del consumatore. Si è fatta tutta una battaglia per l'etichettatura, noi in Italia siamo molto attenti insomma, alla certificazione, alla qualità dei nostri prodotti perché rispetto ad altri paesi d'Europa e indubbiamente abbiamo un'attenzione in più. Per quanto riguarda poi la carne, soprattutto in Veneto c'è un'attenzione particolare e spesso noi magari sentiamo tanto consumatori parlare di carne veneta. Ora però lei mi dice andiamo ad acquistare i vitellini in Francia. Ci fa un po' di chiarezza, ci spiega come funziona la filiera anche per capire cosa dobbiamo acquistare, per essere consapevoli di quello che acquistiamo? Possiamo dire che il Veneto è sicuramente la regione a maggior vocazione per la produzione di carne. Le scelte che sono state fatte nel nostro paese, Italia, fin dagli anni 50-60, sono sempre state orientate alla produzione di latte. La produzione di latte viene fatta con delle razze che hanno una caratteristica genetica specifica per produrre latte.
E che servono solo a produrre latte. E che servono a produrre latte, cioè perché Dico una banalità, però. In termini di quantità e in termini di qualità sono ottime per la produzione di latte. Nel nostro paese non è mai stata fatta una grande politica per avere delle vacche nutrici. Vacche nutrici è un animale vacca che viene allevata per produrre il vitello e quindi deve avere le caratteristiche per la produzione di carne. Perché? Mi scusi, se le faccio fare delle digressioni, perché il nostro paese ha sempre favorito una politica di produzione delle vacche da latte? Per vocazione, perché probabilmente nel passato c'era sempre la capillarità delle nostre aziende, le dimensioni aziendali hanno fatto sì che ci fossero tante piccole aziende con la presenza delle vacche da latte, che poi nel passato l'animale, il bovino, veniva utilizzato in azienda anche per tutta una serie di altri lavori, ad esempio in campagna per arare, per trainare dei carri, quindi serviva anche come animale da lavoro. Se andiamo a vedere quello che noi oggi sentiamo, la chianina, la romagnola, la podolica, la maremmana, il bianco dell'Appennino, tutte queste razze che avevano una loro valenza nel passato e nella storia proprio per questo lavoro, però in realtà rappresentano una piccola quantità, complessivamente sono circa 150.000 capi. Però è una qualità esclusiva, insomma la fiorentina, la chianina, ci riempiamo tanto la bocca? La fiorentina è un taglio, la chianina tutto sommato è un animale di grosse dimensioni che era utilizzato per lavoro e che quindi ha una conformazione particolare. Quello che i nostri consumatori sono abituati a trovare e dal macellaio e sui banchi della distribuzione organizzata della grande distribuzione, normalmente è un animale nato in Francia e allevato in Italia. Questa è la condizione ottimale. Nato in Francia vuol dire che sono animali di razze pregiate da carne, che può essere lo Charolais, il Limousin o il Blond d'Aquitaine, che sono nate sul massiccio centrale della Francia, che è una zona, è un altipiano con una piovosità diffusa, con pascoli che consentono agli allevatori francesi di allevare questi animali. Sarà che in Italia noi non abbiamo queste ampie Non abbiamo, cioè questo è anche vero, dal punto di vista ambientale noi non abbiamo caratteristiche di questo tipo con piovosità così diffuse. Potrebbe esserci in qualche regione, qualche area che potrebbe essere evocata, però deve esserci una cultura anche dell'allevatore disposto a seguire ed uscire. In stalla perché non ci sono gli spazi. Quello che abbiamo fatto in Veneto e la produzione del Veneto è proprio la caratteristica è l'allevamento confinato. Cioè a partire dagli anni 60-70, utilizzando questi animali che provengono dalla Francia, sono circa 1 milione di capi, quindi il grosso della produzione che viene fatto sul nostro territorio parte da questi soggetti. 1 milione di capi all'anno? 1 milione di capi all'anno. E arriva in Veneto? No, non tutti, in tutta Italia, anche più forse di 1 milione, però come ordine di grandezza. Però c'è la maggior concentrazione è in Veneto. Allora dicevo che i veneti hanno messo a punto una tecnica di allevamento che è il cosiddetto allevamento confinato, quindi noi abbiamo dei centri zootecnici e utilizziamo per l'alimentazione il mais. La pianura padana è sempre stata vocata per la produzione di mais, quindi i nostri allevatori sono anche agricoltori, il nostro mais, assolutamente, questo è il punto di forza. Sicuramente senza OGM. Senza OGM perché nel nostro paese non è consentito l'uso degli OGM. Dicevo, da quando dagli anni 60-70 si è trovata la tecnica di conservazione del mais sia a granella o a maturazione cerosa, questo consente di sviluppare l'attività di allevamento, per cui è importante, anche se partiamo da animali che sono nati in Francia, che però siano rimasti nei nostri allevamenti per un periodo che oggi è di 7-8 mesi. Quindi nascono, vengono svezzati in Francia, poi voi li comprate, li allevate? Li portiamo nei nostri allevamenti e li alleviamo con una tecnica di allevamento che è la nostra, con una professionalità che è molto elevata da parte degli allevatori nostri soci, con un servizio di assistenza tecnica che va dalla profilassi alla gestione della razione alimentare, per arrivare alle migliori performance di crescita e ottenere quindi una maturazione ottimale del bovino da carne. E anche una tutela dell'animale, perché è vero che sono animali destinati alla macellazione e quindi destinati alla nostra alimentazione, però c'è anche un percorso di allevamento etico. Questa filiera certificata, no? Che voi questo riconoscimento che avete avuto, perché come trattate gli animali che allevate, sia a garanzia del consumatore ma anche insomma anche direi che proprio a parte la normativa comunitaria che è molto rigida e poi quella italiana ancora di più in termini di sanità degli animali, movimentazione, modalità di
macellazione, gestione dei nitrati, cioè una normativa molto rigida, però direi che quello che abbiamo fatto noi con le nostre certificazioni, e abbiamo la certificazione di processo a norma ISO 9000 e poi la certificazione di prodotto rintracciabilità di filiera, sono su base volontaria, cioè vuol dire che le abbiamo fatte, abbiamo fatto un percorso di crescita con gli allevatori, un percorso di miglioramento continuo anche della qualità, anche di investimento, perché ovviamente fare un percorso di qualità ha dei costi, perché noi facciamo un sistema di autocontrollo interno, andiamo a monitorare le caratteristiche dell'allevamento, andiamo a fare i prelievi sugli animali di sangue, urine e Unifeed. Unifeed è l'alimento che mangiano gli animali, proprio per essere sicuri che non vi sono comportamenti scorretti e le caratteristiche sono le ottimali per l'allevamento degli animali. Facendo questa certificazione, dicevo, abbiamo e noi e tutti e gli allevatori, i nostri soci, l'interesse a che gli animali siano allevati nelle migliori condizioni, perché se l'animale sta bene incrementa meglio e quindi non ha problemi sanitari. Questo ci consente di avere poi anche un prodotto carne che ha caratteristiche migliori. È importante che ci sia, e quello che noi seguiamo, a livello di allevamento, condizioni di luce, di microclima, di alimentazione, di acqua, di movimento anche di movimento, di socializzazione degli animali, perché è importante nel momento in cui si mettono in questi allevamenti si crea una gerarchia del branco e quindi gli animali vivono assieme e questo facilita e rende più Io sto vedendo il suo occhio che sta guardando le immagini che stanno scorrendo. Queste immagini che stiamo facendo vedere sono mucche da latte, che non sono mucche di produzione, almeno quelle che ho visto di produzione di carne. Specifichiamo insomma che ci sono due tipi di allevamenti, le mucche che producono latte e quelle che producono carne. Oggi stiamo parlando delle mucche che producono carne. Le immagini servono insomma così a corredo ci saranno anche le mucche da produzione di carne, però insomma specifichiamo la differenza. Le immagini che stiamo vedendo sono un po' non coincidono con quella che è la nostra tipologia di allevamento. Il nostro allevamento è molto più aperto, arioso, l'alimentazione viene data, come dicevo prima, ad libitum, cioè vuol dire che ce l'hanno sempre a disposizione, non è che gli si metta solo in determinati momenti della giornata la disponibilità dell'alimento. Alimento e acqua sono sempre a disposizione. Dicevamo, una filiera certificata, anche un marchio, qui se la regia appunto magari vuole inquadrarmi, certa, sai cosa scegli. Un marchio che noi come facciamo a trovare nei punti vendita che frequentiamo, dalla grande distribuzione al macellaio di riferimento? Purtroppo è difficile trovarlo. Molto difficile spesso perché leggiamo carne veneta eccetera, ma sì, perché fino ad oggi noi abbiamo una normativa europea poi recepita nel 2000 dal nostro paese che prevede due forme di etichettatura, l'etichettatura obbligatoria e quella facoltativa. L'etichettatura obbligatoria prevede la presenza di 5 informazioni e i consumatori, se vanno dal macellaio al supermercato, sicuramente devono trovare queste 5 informazioni. Quali sono, tanto per ricordare? Le 5 informazioni sono paese di nascita, paese di allevamento, il paese di macellazione, il paese e il laboratorio dove è stato sezionato l'animale e un numero che mi identifica il lotto o l'animale stesso. Quindi queste il consumatore le deve trovare sempre. È obbligatorio. Poi potrebbero esserci delle informazioni facoltative per mettere le quali c'è bisogno di una organizzazione, di un riconoscimento da parte del Ministero. Nel caso specifico ce l'abbiamo ed è il codice IT 020 ET, però è difficile da applicare, non tutta la distribuzione è disponibile a fare questo. Una vera e propria carta d'identità. Potrebbe essere una vera e propria qui carta vedo proprio d'identità. nel vostro house organ, esatto, dove ci sono molti elementi contenuti appunto nell'etichetta, se non sbaglio, dove è nato, dove è stato macellato, sezionato, addirittura quanto è stato allevato in Italia, quanto è stato allevato, addirittura dove è stato allevato e che tipo con che alimentazione è stato allevato l'animale? Perché noi nell'impostazione dell'alimentazione abbiamo come requisito l'assenza di grassi animali aggiunti, cioè è un'alimentazione assolutamente naturale a base di foraggi e cereali. Quindi non c'è nessuna... Quanto è importante che non ci siano grassi animali aggiunti? È importante perché si vuol dare una connotazione specifica nella caratteristica dell'alimentazione, cioè il più naturale possibile.
l'alimentazione è fatta di mais, di cereali, c'è poi un'integrazione proteica che è data dalla soia e una piccola integrazione vitaminica e minerale. Per rispettare la catena alimentare, no? Per rispettare assolutamente la catena alimentare naturale. E questo fa sì che l'animale arrivi a maturazione ad un'età giovane, perché noi macelliamo tra i 16 e i 18 mesi i bovini maschi. Questo è uno degli elementi che ci consente di avere una carne chiara e una carne tenera, che sono le caratteristiche più apprezzate dal consumatore. Lei in questa vostra ipotetica etichetta che insomma ancora non c'è ma che voi state battendovi perché ci sia, addirittura segnalate se l'animale è un maschio o femmina. Che differenza c'è? Perché noi siamo abituati, insomma, io credo che tutti un po' i bambini, un po' diventati adulti, mucca, manzo, vitello, vitellone, non si capisca bene se sia un maschio o una femmina, mentre si capisce insomma che la mucca da latte è una femmina, per il resto c'è un po' di confusione. Qual è la differenza appunto maschio o femmina? Lei diceva i maschi arrivano a maturazione prima, la carne migliore, insomma... Maschio o femmina vuol dire, noi siamo abituati, se partiamo da una vacca e un toro, che sono gli animali adulti, è quello che normalmente diciamo... animalista è fortunato. Prima di arrivare a questo, se parliamo di produzione di carne, noi possiamo mettere in allevamento per la fase di ingrasso sia soggetti femmine che soggetti maschi. Soggetti femmina, che ovviamente sono sempre delle razze pregiate da carne, perché può essere lo Charolais, Limousin, quello che si diceva. La femmina ha un suo percorso di crescita, cresce meno rispetto al maschio, ha caratteristiche di carne diverse rispetto al maschio. Quali sono le differenze? Le caratteristiche sono che la carne, la più importante è che la carne è un po' più marezzata, quindi c'è un po' più di presenza di grasso e questo la rende più gustosa rispetto... Questo nella femmina? Questo nella femmina. Mentre invece nel maschio abbiamo che poi anche qui dipende dalla razza, dipende dall'età e dipende dal taglio. Perché quando noi parliamo in senso generale diciamo il bovino, però poi dipende se parliamo di taglio posteriore, taglio anteriore o che tipo di, se siamo abituati alla classica fettina piuttosto che i tagli dell'anteriore che vengono utilizzati per brasati o per bolliti o spezzatino. In passato no, si è sempre fatta, insomma, la carne è sempre stato un alimento prezioso, oggi un po' meno e c'erano dei tagli, chiamiamoli così, pregiati. Questa certificazione, questo iter di allevamento basato sulla qualità e su tutte queste attenzioni fa sì che, insomma, penso al maiale, si dice non si butta via niente, che anche altri tagli meno valorizzati in passato oggi possano essere di altrettanta qualità e apporto proteico, insomma, siete riusciti a valorizzarli? Credo che assolutamente sì, nel senso che ovviamente ci sono le tradizioni, gli usi, i costumi dei vari territori, per cui quello che può essere qualità per il Veneto non lo è per la Lombardia e non lo è ancora di più per il sud. Ciascuno è abituato a consumare carni con caratteristiche diverse. Il filetto non va per la maggiore? Il filetto c'è una fase in cui adesso, peraltro quest'anno abbiamo delle condizioni in termini di congiuntura economica complessiva, per cui i consumatori sono in difficoltà e la difficoltà ovviamente porta a fare delle attenzioni nel momento in cui si va a fare la spesa. E noi abbiamo visto che rispetto ad anni passati, nel 2012 c'è stata una flessione nei consumi di carne, una flessione anche nelle macellazioni. Noi come gruppo no. Di quanto? Prima di che noi andiamo in pubblicità? Ma flessioni dipende, cioè una media potremmo parlare attorno dal 5-6%, però nella ultima parte dell'anno, dopo l'estate, la flessione è stata solo più crisi accentuata. o cambia anche il modo di alimentarci? Secondo me è influito molto la crisi, cambia anche il modo di alimentarci. Torniamo subito dopo la pubblicità, tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, con noi questa mattina Giuseppe Borin, direttore di Azove, stiamo parlando di carne certificata, di carne veneta. Azove, lei ci ha spiegato appunto prima, è questa associazione che riunisce i produttori di animali destinati alla produzione di carne bovina, quelli che in qualche modo vogliono affrontare il mercato ma anche la produzione nel miglior modo possibile, quindi poter delegare
a voi un ruolo di incubatore di qualità e di proposizione della merce sul mercato, e loro dedicarsi interamente alla produzione. Si diceva che appunto siete certificati, la filiera certificata riconosciuta, c'è una eccellenza, potremmo dire, di produzione di carne bovina in Veneto, molto attenti all'etichettatura, molto attenti alla denominazione di tutti i passaggi dall'acquisto all'allevamento dell'animale, però tutto questo, tutto molto bello, poi noi quando andiamo nei punti vendita facciamo fatica a ritrovare questo marchio. C'è un marchio che si chiama Certa, che noi come giornalisti l'abbiamo visto ma non si trova in giro. Come può il consumatore sapere che acquista carne veneta? Perché lei ha detto ci sono 5 informazioni obbligatorie ma non sono sufficienti per... No, le informazioni obbligatorie non consentono di vedere dove è stato allevato in Italia. Quello che noi abbiamo fatto con la certificazione di filiera ha proprio questo obiettivo, cioè dire abbiamo una filiera Azove alla quale partecipano i produttori, il macellatore, il laboratorio di sezionamento e può partecipare anche il distributore. Quindi anche il macellaio? Anche il macellaio, quindi con questo noi potremo comunicare al consumatore e dire guarda che questa è una filiera che noi ti garantiamo con queste caratteristiche. E sono caratteristiche di assoluta qualità, perché il prodotto che abbiamo visto non è che non ci siamo in Veneto, perché noi serviamo e distribuzione organizzata e supermercati e macellai, però non vi rendete conto, quello che adesso noi vogliamo approcciare, proprio anche grazie a un moderno stabilimento che abbiamo per la lavorazione delle carni, che è in provincia di Treviso, questo ci consente di fare dei passi in avanti e quindi dare un prodotto già parzialmente lavorato, dipende poi dal rapporto con la distribuzione, ma l'obiettivo è instaurare un rapporto di collaborazione con la distribuzione. Questa è un esempio di filiera corta, anzi direi cortissima, perché qui stiamo parlando di allevatori veneti che sono organizzati, che seguono tutte le fasi di allevamento, che gestiscono direttamente loro la macellazione e la lavorazione delle carni. Se poi abbiamo la disponibilità, l'interesse anche della distribuzione, noi siamo in grado di dire al consumatore guarda che qui c'è un requisito di territorialità perfetto, perché siamo presenti sul territorio, utilizziamo i prodotti e i cereali del territorio, facciamo fare poca strada al prodotto carne e quindi carne dei veneti per i veneti, questo è un nostro obiettivo. E in questo stiamo lavorando. Dei veneti anche per il resto d'Italia e anche per il resto del mondo, visto che anche questa può essere una tipicità. Lei prima diceva sì. Globalizzazione, vuol dire che fate anche esportazione? No, ad oggi non la stiamo facendo, però ci state pensando? Ci stiamo pensando. Noi stiamo vedendo che dal punto di vista economico oggi l'Italia e l'Europa sono un po' in difficoltà. I consumi stanno flettendo, da diversi anni non si verificava una flessione, ma anche nei consumi alimentari a livello di nostro paese, quindi è chiaro che se andiamo a fare una concorrenza interna è molto più difficile. Noi abbiamo tutta la voglia di farlo perché siamo consapevoli delle caratteristiche qualitative del nostro prodotto e siamo convinti che oggi chi detiene la produzione ha il potere di muoversi nei confronti del mercato, perché diversamente i singoli macelli, che pure ci sono e operano, non detenendo la produzione sono costretti ad andare ad approvvigionarsi sistematicamente, periodicamente sul territorio e quindi una volta comprano da Tizio, una volta da Caio. Viceversa noi con la certificazione siamo in grado di garantire costanza di caratteristiche di prodotto, costanza di qualità nei confronti dell'interlocutore. Se io voglio mangiarmi una bistecca il giorno che voglio mangiarmela, la trovo assolutamente... Trovo quella che sto cercando, sì. Insomma, perché è vero che sono calati i consumi, però c'è una contrazione del consumo, dei consumi alimentari, ma è aumentata però, compro meno, ma quando compro cerco compro meglio. Infatti però se non lo trovo... La tendenza è un po' questa, cioè a livello mondiale la domanda di carne bovina è in aumento. Perché complessivamente c'è questa attenzione. Da ricerche di mercato che sono state fatte c'è a livello di consumatore italiano un interesse nei confronti del prodotto carne bovina, viene vissuto in maniera positiva, a parte i vegetariani o tutti quelli che hanno un credo diverso, però di fondo il prodotto carne bovina viene apprezzato e viene vissuto in maniera positiva. Quanto sa l'allarme della mucca pazza, inutile nasconderci dietro un dito, aveva fatto flettere il consumo di carne bovina. Passato questo allarme, cioè la carne bovina nella dieta, anche nella dieta mediterranea è stata reinserita, cioè che valore ha proprio come ingrediente della nostra dieta? Direi che lo
lo si è visto, tutti i paesi, tutti i popoli, nel momento in cui hanno una crescita economica, automaticamente aumenta il consumo di carne. Il consumo della carne da sempre è stato uno degli alimenti più apprezzati, non tanto dal consumatore ma proprio dalla specie umana, perché nel passato la caccia si procuravano la carne e la carne era l'alimento che consentiva di crescere. Abbiamo visto che nei paesi più progrediti e più sviluppati l'altezza media è aumentata proprio perché c'è stata la disponibilità di consumo di carne bovina. La carne è l'alimento nobile per eccellenza, perché la sua caratteristica è quella di dare proteine nobili prontamente utilizzabili dal nostro organismo. Io ho voglia di dire: ti do gli spinaci perché contengono il ferro. Sì, è vero, contengono il ferro, però è una forma non direttamente assimilabile. Un rappresentante dei produttori di carne non mi aspetto che dica no, non è, cioè, sono vegetariano no, ma o vegano magari. È scientifico, cioè dire sì, c'è, però mangiando la carne è di immediata assimilazione da parte dell'organismo. Una realtà come la vostra anche promuove degli studi, magari lei diceva lavoriamo con i veterinari, quindi con la facoltà di veterinaria, sì, piuttosto che con la scienza dell'alimentazione? Sì, noi abbiamo fatto da sempre, collaboriamo con l'Istituto Zooprofilattico, con l'Università di Padova, abbiamo fatto con l'Università di Milano, Piacenza, proprio per migliorare le caratteristiche nutrizionali degli animali, ma anche dal punto di vista sanitario. Adesso abbiamo proprio presentato un progetto in Regione che ha l'obiettivo di valutare una vaccinazione precoce degli animali per metterli nelle condizioni di avere una condizione di vita migliore, quindi un minor utilizzo di farmaci, proprio con l'obiettivo di dire arriviamo a garantire una caratteristica di animale allevato in condizioni di benessere, quindi meno stress, meno difficoltà, meno uso di farmaci. Quindi c'è una sorta anche di ritorno alle tecniche antiche, ovviamente rivisitate in chiave moderna, quando c'erano più spazi, quindi forse gli animali erano meno trattati chimicamente. Gli animali forse, però direi che forse nel passato, come oggi gli animali come li alleviamo noi, le condizioni dal punto di vista di igiene, dal punto di vista di benessere, dal punto di vista nutrizionale sono sicuramente migliori rispetto anche agli animali al pascolo. Un animale al pascolo, che normalmente nell'accezione comune si dice è l'ambiente bello eccetera, in realtà sono animali esposti a condizioni atmosferiche, climatiche, di igiene, di ambiente che sono peggiori rispetto a quelle che diamo noi ai nostri animali. Se poi andiamo a vedere dal punto di vista delle caratteristiche organolettiche del prodotto carne, la carne che si ottiene da un animale allevato al pascolo ha caratteristiche completamente diverse, perché l'animale cresce meno, quindi viene macellato ad un'età superiore, si muove in un determinato modo, quindi le fibre muscolari, il collagene, portano ad avere una carne molto più fibrosa e molto più dura. La salute degli animali poi è anche importante, perché sappiamo che tutte le malattie che in qualche modo hanno gli umani vengono trasferite proprio per una catena, no? dagli animali. Quindi, tornando appunto alla mucca pazza, che magari a qualcuno ancora suscita delle preoccupazioni, dobbiamo ricordare che è stato un fenomeno legato al tipo di alimentazione che veniva dato. Sì, lì c'è stato probabilmente il fenomeno mucca pazza, poi ha tanti risvolti anche di tipo politico-economico, scelte paesi da una parte e dall'altra eccetera. In realtà quello che mi preme sottolineare è che problemi dal punto di vista sanitario alla popolazione non ce ne sono stati. La mucca pazza oramai sono passati 12 anni, perché parlavamo del 2001, in realtà dietro il fenomeno mucca pazza c'è stata tutta una serie di elementi dal punto di vista economico a favore di Inghilterra o altri. È vero che loro utilizzavano determinati prodotti, le farine di carne, che noi non abbiamo mai utilizzato e che pertanto... Per questo è importante, siamo in chiusura, anche poter scegliere carne allevata nel nostro territorio, allevata in Veneto, per avere anche una garanzia di un processo di filiera trasparente. È importante che il consumatore cominci a chiedere un prodotto carne ottenuto da animali allevati in Veneto. E voi è importante che mettiate questo marchio sulle carni. Ci stiamo muovendo per arrivare ad avere questo rapporto con la distribuzione che ci consente di dare queste informazioni al consumatore. Un marchio che è una sintesi immediata. Un marchio che è una sintesi immediata e dice questa è una filiera garantita e quindi so che il prodotto risponde a determinate caratteristiche requisiti. Che poi uno può acquistare quello che vuole.
teniamo presente che in Italia la produzione che facciamo copre circa il 50% del fabbisogno dei consumi, quindi sicuramente metà degli italiani, e io dico i veneti possono essere più fortunati perché qui c'è la produzione, ce l'hanno a casa, un'altra parte sicuramente non la trova perché lo dobbiamo portare da altri paesi. Portata di mano, non vedo perché andare a mangiare qualcosa che arriva chissà dove. Esatto. Ringrazio Giuseppe Borin, direttore di Azove, ringrazio voi, torniamo subito dopo la pubblicità con un altro ospite, un altro argomento. Grazie.